Conferenza stampa oggi dell'Ordine degli Architetti per annunciare questo nuovo premio, la Matita d'Oro. Sì, siamo orgogliosi di annunciare la pubblicazione sulla piattaforma nazionale concorsiavn.it del bando I luoghi di culto del Mediterraneo, prima edizione del premio internazionale di architettura Matita d'Oro del Mediterraneo, premio che è stato istituito dall'Ordine e quest'anno è aperto ai professionisti che hanno progettato chiese, moschee, sinagoghe, luoghi di culto in genere in uno dei 24 paesi dell'area mediterranea. L'obiettivo è quello di alimentare un confronto culturale internazionale puntando sull'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare divergenze politiche e talvolta religiose che spesso impediscono un proficuo confronto tra le civiltà della terra. Il premio, che si ripeterà ogni 2 anni, potrà costituire una pietra miliare dell'auspicata costituzione della Biennale di Arte e Architettura nella città dei Templi, che potrebbe così finalmente consolidare le proprie radici, potrebbe consolidare il proprio ruolo di cerniera euro-mediterranea, almeno per quanto riguarda gli aspetti culturali. L'evento si svolgerà al Teatro Pirandello, diceva lei, e ci sarà anche un premio in denaro. Sì, 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 diciamo che il termine ultimo per partecipare è il 21 luglio, quindi gli interessati devono prendere le informazioni sul portale concorsiavn.it oppure sul sito web del nostro ordine e poi devono presentare i progetti secondo il format richiesto dal bando entro il 21 luglio. Poi la Commissione terminerà i lavori entro la fine del mese di luglio, ma la premiazione avverrà poi a ottobre, il 9-10 ottobre, in occasione della conferenza nazionale degli architetti italiani che si celebrerà proprio qui ad Agrigento. Questo è il primo importante evento che fa questo neoeletto Consiglio dell'Ordine. Abbiamo istituito, in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, un premio internazionale di architettura, la Matita d'Oro del Mediterraneo. Nella fattispecie questo premio quest'anno verrà abbinato ad un concorso in luoghi di culto del Mediterraneo dove potranno partecipare tutti i professionisti e i progettisti che hanno progettato e già realizzato luoghi di culto come chiese, moschee, sinagoghe, quindi facenti parte dei 24 paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo. Il bando di concorso è già stato pubblicato nella piattaforma Concorsi AVN del Consiglio Nazionale degli Architetti e riepilogo brevemente le date. Quindi entro il 10 di giugno si dovranno presentare eventuali richieste di chiarimenti riferiti al bando, entro il 20 di giugno verranno pubblicate le risposte ai quesiti